Non gli hanno dato né il tempo di parlare né tantomeno di capire cosa stesse succedendo. L'hanno scaraventato contro le pareti in preda ad una furia animalesca, poi gettato a terra e tempestato con calci alla testa. Una violenza inaudita che sarebbe potuta sfociare in tragedia se non fosse stata fermata dall'arrivo dei carabinieri che hanno arrestato uno degli aggressori. Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, in via Posmon, vive Carmelo Merotti, agricoltore 81enne in pensione. L'anziano è stato svegliato nel cuore della notte tra sabato e domenica dai due intrusi, non ha opposto alcuna resistenza. Eppure nei suoi confronti i rapinatori non hanno avuto alcuna pietà. L'anziano diceva basta, 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 lasciatemi stare, ma loro continuavano. Fondamentale a questo punto l'intervento di una vicina che, svegliata dalle urla, ha immediatamente alzato il telefono e composto il 112. Ho aperto il balcone, ho sentito che c'era un po' di confusione e ho chiamato il 112, mi ha risposto subito, mi hanno passato quelli del Valdobbiadene e sono arrivato qua in poco tempo. Magro il bottino, appena 70 euro. I militari hanno arrestato uno dei due criminali, si tratta di un marocchino di 31 anni. Ho voluto andare a vedere quel tipo che c'era in macchina che avevano preso, perché ho detto voglio vederlo in faccia io sta persona. E ho detto ma ti conosco io da te perché l'ho visto più volte passare di qua. L'uomo era conosciuto perché abita ad appena 1 chilometro di distanza. Abita nel paese e fa l'ambulante di giorno, quindi conosceva le vittime. Il marocchino ha negato il suo coinvolgimento, ma non sembrano esserci dubbi sulla sua colpevolezza. Nell'ultimo anno a Farra di Soligo si sono verificati altri 2 episodi analoghi. Si cercherà di stabilire se il responsabile sia sempre lo stesso ambulante. Intanto l'81enne è ricoverato in ospedale a Conegliano, la prognosi è riservata. L'anziano ha riportato ferite e contusioni, oltre ad una forte commozione cerebrale.